Alla USIS oggi ci siamo organizzati così, oggi c'è Cortes Apertas, quindi vale veramente la pena fare un giro qua. E oggi siamo con amici qua in campagna, anzi in paese, via, tutto è bello, tutto è molto bello. Eccolo, l'abbiamo fatto anche oggi, guardate che cosa bella. Voilà. Grazie. Grazie mille. Oggi sono qui ad Ausis, c'è Cortes Apertas e oggi mangerò qui dagli amici, esclusivamente una cosa intima, non aperta al pubblico, però ci sta. Lei è la nostra amica che ci farà compagnia oggi, un po' incazzata però ci sta. Bidoncini del latte, c'è tutto, il calessino, questa sgamba, quindi meglio evitare, le selle, le stalle e via. Non posso inquadrare le persone, però siamo tutti online, pronti? Partenza e via. Qui poi abbiamo anche la pentola d'ordinanza e quindi a buon punto. Voilà signori, Wow, s'appanna tutto, bellissimo, accidenti. Diciamo che ce la faremo anche oggi. E quindi aspettiamo un pochettino e vediamo cosa succede. Voilà. Anche no, new entry, è arrivato anche lui, va a parcheggiarsi dentro. È giusto così. Eccolo qua, al fresco, lui al fresco, vero? Un po' di fieno ce l'abbiamo, sì? Vale. Naturalmente poi si ingrassa anche la bestia con il lardo, come vedete. C'è molto caldo, che aiuto noi, balordo. Però la carne è fatta bene, si ingrassa così col lardo, che brucia, cola sulla carne per renderla ancora più saporita. Il taglio è rigorosamente cesoie. E si comincia, si finisce, si comincia e si finisce. Il profumo è buono, i rumori pure, quindi va bene così. Si comincia a mescere. Intanto si va avanti, siamo sempre sul pezzo. C'è un po' di costola, un capretto, molto buono, molto buono, fatto benissimo, stupendo, veramente. Questo è solo per gli amici, Voilà signori, buon appetito. Pecorella ce n'è sempre, No, pecorella, che cazzo cos'è? Capretto, capra, direbbe lui, capra. Questo è il mangiale, fatto in cappotto, fumante. Pane arriverà, pane cotto nel suo sugo arriverà. Intanto ci mangiamo un po' di carne e vediamo un po' cosa succede. Buon appetito. Non ci facciamo mancare niente e andiamo avanti. Via. Questo è il pane cotto nel sugo del maiale, che forse è la cosa più buona che ci può essere. Lo provo per la prima volta perché non l'ho mai provato fino ad oggi e vi dirò, ma sicuramente sarà molto buono e quindi via. Questo non è pecorino industriale, ok? Non vede i vermi, ma non è pecorino industriale. Questa è la morra. A fine pasto necessariamente la morra, la murra sarda. Qui si va avanti, così, È solo l'inizio questo, solo l'inizio. Prometto che è solo l'inizio.